Sì, guardate, questi non aiutano e voglio anche ricordare che cominciamo ad avere cluster anche a livello nazionale da assembramento tra i giovani. Le immagini che hanno fatto il giro dei social le ha viste anche lui, il presidente Zaia, che non nasconde il disappunto, perché la variante Delta è monitorata, certo, ma non si deve sottovalutare. L'Italia è in finale agli europei e gli assembramenti in piazza fanno esplodere la polemica. Da Treviso a Mogliano, dal Padovano a Jesolo, in piazza Mazzini, ma nel capoluogo della Marca ci si è spinti troppo in là. E abbiamo visto delle immagini sicuramente molto preoccupanti, perché ricordiamoci che il coronavirus non è scomparso. Quindi le immagini di assembramenti che abbiamo visto ieri sera in Piazza Duomo sicuramente fanno molto preoccupare, tant'è che domani avremo un incontro con questura e prefettura proprio per parlare di questa situazione. Vertice domattina a Treviso in vista della finale di domenica sera. Il prefetto Maria Rosaria Laganà è lapidaria. Certe scene, dice, non si devono più vedere e non sono accettabili e si rivolge a comune ed esercenti in modo netto. I plateatici non possono trasformarsi in luoghi di assembramento. D'altronde, in tutta Italia l'indicazione del Ministero dell'Interno arrivata in queste ore parla di rimodulazione dei servizi e dei controlli. Deve essere rivisto il dispositivo di sicurezza nelle aree con i maxi schermi, nelle piazze e nelle zone della movida nelle principali città. Da parte sua la polizia locale prevede già un potenziamento. Il comando ha predisposto 4 pattuglie che naturalmente vigileranno su tutto il territorio, in modo particolare nella zona tra Piazza Duomo e Piazza dei Signori, proprio per evitare questi assembramenti. Ma naturalmente attendiamo anche le disposizioni della prefettura e della questura, perché trattandosi di problemi di ordine pubblico naturalmente dipendiamo da loro. Poi i giovani magari non si ammalano in maniera importante, magari sono asintomatici, magari hanno sintomi banali, però è pur vero che a casa c'hanno una mamma, un papà, un nonno, una nonna, dei parenti magari su di età che se si beccano il virus, se sono fanno parte magari di quel 5% di vaccinati che non ha risposta anticorpale, rischiano di ammalarsi gravemente e anche di morire. Le regole che dobbiamo seguire in questi casi sono sempre le stesse, quindi mantenere sempre il distanziamento e usare la mascherina. Quindi bisogna festeggiare, se si festeggerà, e speriamo di sì, in modo responsabile, però utilizzando sempre la mascherina.